Ben ritrovate, ben ritrovati, buon sabato, nuovo appuntamento con gli approfondimenti di 7 in punto, i temi economici in primo piano, poi parleremo anche di sport, ma anzitutto questioni che ci riguardano molto da vicino, che riguardano la situazione economica del nostro Paese. Cominciamo questa mattina con il primo graditissimo ospite che andiamo a salutare e a ringraziare di essere con noi, si tratta di Alberto Canepari dello studio Gianesin Canepari e Partner. Buona giornata a lei. Buongiorno. Dottor Canepari, un argomento importante, noi abbiamo titolato Una mano alle imprese, perché stiamo parlando di internazionalizzazione di quello che è il tessuto economico delle nostre regioni, della nostra regione, la piccola e la media impresa. Un progetto importante che si è articolato e che va avanti da un po' di tempo. Un bando è scaduto alla fine di settembre, il prossimo scadrà alla fine di ottobre. Di che cosa si tratta? Allora, diciamo che l'internazionalizzazione delle imprese, in particolare delle PMI, sì, che sono la base del tessuto economico del nostro territorio, ormai è una necessità. Già da un po' di anni che se ne parla, se ne sente parlare, parecchie imprese si sono già mosse, altre si devono muovere. E quindi partiamo da una necessità che ha il territorio. Dall'altra parte partiamo dalle istituzioni che non sono sorde rispetto alle necessità economiche del territorio e quindi la Regione Veneto nel tempo si è adeguata e ha lanciato una serie di bandi che favoriscono la formazione delle persone, che favoriscono l'innovazione, la ricerca e sviluppo all'interno delle imprese e da ultimo con questo bando che è uscito a settembre favorisce l'internazionalizzazione delle imprese. Quindi da una parte abbiamo una necessità, dall'altra abbiamo un'istituzione pubblica che in questo caso funziona bene perché raccoglie le esigenze del territorio e propone dei finanziamenti, dei contributi a fondo perduto per questa attività di internazionalizzazione. Poi magari spiegherò un po' più in dettaglio di cosa si tratta, ma diciamo che con questi finanziamenti non è che riusciamo a internazionalizzare tutte le imprese del Veneto, ma è un granello, un qualcosa che sicuramente aiuterà qualcuna di queste. Ecco, quando parliamo di internazionalizzazione, noi ci riferiamo anche, come dire, alla collocazione delle nostre imprese in un ambito globalizzato del mercato. Beh, internazionalizzazione significa sostanzialmente come in prima battuta export. Certo. Quindi produzione in Veneto, in Italia e vendita poi in paesi esteri che possono essere paesi limitrofi, diciamo l'Unione Europea, possono essere altri paesi europei, ma può essere in generale tutto il mondo. Ma poi il passaggio successivo potrebbe essere anche quello per un'impresa di aprire una filiale commerciale in un paese estero. Questo permette una presenza più massiccia e una visibilità maggiore per l'impresa, per l'azienda in questo paese. Fino ad arrivare, per servire quel mercato, forse vale la pena in alcune circostanze anche portare la produzione. Sì, infatti. Molto spesso però le nostre aziende, o meglio molto spesso, in passato le nostre aziende sono andate all'estero più per motivi di sourcing, cioè di acquisto a basso prezzo di prodotti, portando anche produzioni che avevano un senso nel nostro territorio, portandole all'estero, per poi però portare i prodotti direttamente in Italia. Quindi l'opposto, se vuole, del processo di internazionalizzazione che in questi anni si sta rivelando assolutamente necessario. Tornando un attimo al bando della Regione Veneto, glielo voglio spiegare perché io devo dire uno dei migliori bandi che la Regione Veneto ha tirato fuori negli ultimi anni. Si tratta di un bando che fa riferimento al Fondo Sociale Europeo, FES, quindi a fondi che arrivano direttamente in parte dall'Unione Europea e che possono essere poi portati nel territorio dalle diverse regioni italiane. In questo caso è un bando che vuole favorire l'internazionalizzazione delle imprese e che finanzia, dà dei contributi per attività legate alla formazione linguistica delle persone che lavorano all'interno delle imprese, aspetto fondamentale perché è difficile andare all'estero senza conoscere le lingue straniere, in particolar modo lo sappiamo, dico quasi una banalità, l'inglese, anche se ci continuiamo a dire
le stesse cose, l'inglese è una banalità, però se noi guardiamo la conoscenza media dell'inglese delle persone che operano all'interno delle PMI è abbastanza una conoscenza di livello basico o quasi basico, e questo non aiuta. Quindi diciamo, sicuramente interviene nel aiutare le imprese e le persone che lavorano nelle imprese a favorire la conoscenza linguistica di queste persone, che è un requisito basico, ma poi aiuta le imprese anche a coprire alcuni costi di, per esempio, sostenere fiere all'estero. Un costo di una fiera all'estero non è un costo indifferente, si parla di parecchie decine di migliaia di euro se l'azienda diventa espositore, sia per l'acquisto degli spazi, l'affitto degli spazi, sia per l'organizzazione dello stand, sia per i viaggi, le spese di viaggio che questo comporta. Sono cifre importanti. Ma ancora va a finanziare, quindi a fornire dei contributi a attività come la ricerca e la costruzione di reti distributive all'estero, agenti, distributori, piuttosto che ricerche di mercato su paesi esteri, quali sono i concorrenti, quali sono i prodotti dei concorrenti, quali sono i miei prodotti, servizi che potrebbero essere più interessanti per quel mercato. Quindi direi un bando assolutamente centrato rispetto alle necessità delle imprese. Un'altra cosa, non si tratta di un bando a cui le aziende possono rispondere direttamente, ma un bando a cui le imprese possono rispondere indirettamente attraverso un ente capofila che è accreditato ai servizi di formazione presso la Regione Veneto, come per esempio il nostro studio, ma ce ne sono altri naturalmente in Regione. E quindi di fatto l'ente capofila che cosa fa? Raccoglie le esigenze di più imprese, presenta il progetto alla Regione Veneto entro il 31 ottobre perché c'è la scadenza di questo ultimo sportello, e il progetto viene poi valutato dalle commissioni della Regione Veneto, si avrà una risposta diciamo nel mese di dicembre e di conseguenza poi il progetto può partire con l'inizio del 2018. Per darle un altro riferimento sulla centratezza e l'importanza che la Regione ha dato su questo bando, le dico che sono stati stanziati 20 milioni di euro, che è una cifra quasi record dal punto di vista della Regione su un singolo bando, su 2 sportelli. Quindi direi che ci sono dei buoni fondi, cioè un buon ammontare di fondi, quindi saranno soddisfatte molte imprese, non tutte, ma molte potranno avere soddisfazione. Un ultimo dato, l'anno scorso è uscito il voucher per l'internazionalizzazione del MISE, cioè il Ministero dello Sviluppo Economico, a livello nazionale, e lo stanziamento era di 10 milioni di euro a livello nazionale, quindi qui parliamo di 20 milioni di euro solo per la Regione Veneto e quindi aziende che hanno una sede legale, una sede operativa in Regione Veneto. Sì, perché è una cifra significativa, dunque un progetto in cui crede fermamente la Regione Veneto. Ma d'altra parte, mi scusi, il Veneto, l'economia veneta si basa oggi sulle PMI e sull'export delle PMI. L'export del Veneto vale tra i 50 e i 60 miliardi di euro all'anno e quindi è assolutamente fondamentale per l'istituzione pubblica, se vuole far crescere l'economia del territorio, indirizzare i fondi che ha a disposizione, che a differenza di altre regioni non sono moltissime, okay? Ma indirizzare questi fondi verso il migliorare delle eccellenze che ci sono già nel territorio. No, l'importanza delle piccole e medie imprese, insomma, lo conosciamo. Ecco, in che modo lo studio che lei rappresenta lavora e interagisce con le aziende? Sì, noi siamo una società di consulenza, abbiamo sede ad Asolo e lavoriamo con le PMI. Noi ci definiamo specialisti per le PMI, nel senso che lavoriamo e cerchiamo di far crescere le piccole e medie imprese, perché la crescita è sostanzialmente il motore dell'economia, il motore di crescita delle PMI e poi il motore di crescita dell'economia del territorio. Quindi quello che facciamo con le PMI è lavorare su diversi fronti, perché sostanzialmente una PMI può crescere se raggiunge l'eccellenza dal punto di vista organizzativo, che è il primo passo, che permette poi alla stessa azienda di crescere dal punto di vista delle quote di mercato e permette all'azienda di poter essere più appetibile nei mercati esteri.
Che aziende sono? Perché quando parliamo di piccole e medie imprese sembra un termine un po' generico, ma ha qualche esempio da riportarci, insomma, senza ovviamente lanciare messaggi promozionali? Va bene, no, ma sono aziende, basta girare un po' il Veneto, no? Nel bene e nel male, perché poi questo ha delle conseguenze anche a livello di paesaggio, soprattutto nella parte di pianura. Noi vediamo un sacco di piccoli stabilimenti, di piccole fabbriche sparsi un po' in tutta la campagna, un po' in tutto il territorio del Veneto. Questo lo ribadisco nel bene e nel male, perché poi c'è stato un po' questo ha un po' rovinato poi anche il territorio. Ma diciamo, che cosa sono queste PMI? Sostanzialmente sono aziende, io direi di 3-4 settori. Il meccanico sicuramente è il principale, quindi lavorazione di metalli o produzione di macchinari o di impianti, il tessile abbigliamento, anche se molta della produzione, sono rimaste qui le sedi centrali, ma molta della produzione si è spostata nell'est europeo, nel Far East, l'arredamento, soprattutto in alcune zone, e il settore alimentare. Anche nel settore alimentare è pieno il Veneto di piccole e medie aziende, non grandissime realtà, magari qualche piccola realtà, ma piccole realtà. Allora le faccio un esempio, giusto per raccontarle una storia vera successa dell'ultimo anno. Una piccola azienda proprio della provincia di Padova, visto che siamo a Padova, che non aveva mai affrontato i temi dell'internazionalizzazione, neanche un'azienda di produzione, ma un grossista di frutta e verdura, che aveva una certa dimensione a livello del territorio nord-est. Allora, crescita qui difficile, perché comunque il mercato ha raggiunto una sua saturazione. Idea di business, proviamo a crescere nei mercati esteri, soprattutto quelli limitrofi, con il prodotto biologico. Nel settore alimentare il prodotto biologico è forse l'unica categoria di prodotti che cresce decisamente. Parliamo di un 20% all'anno, quindi non poco, non solo in Italia ma anche in altri paesi europei. Diciamo che è boom per il biologico. E quindi si è partiti con questa piccola azienda che dal punto di vista dell'internazionalizzazione era zero, per creare una struttura che potesse andare a trovare i potenziali clienti. In questo caso ci siamo rivolti all'Austria, alla Germania, al sud della Germania, alla Svizzera, cioè la Slovenia, paesi intorno. Quindi una piccola struttura che potesse raggiungere questi potenziali clienti, all'inizio sono solo contatti, poi possono diventare dei clienti, che potesse partecipare alle fiere che ci sono in questi paesi sul biologico, che potesse interagire con le richieste di questi clienti, e devo dire che nel giro di un anno i risultati sono del tutto soddisfacenti, perché trovati una decina di clienti, che poi si tratta di clienti continuativi di questi paesi, che possono portare qualche centinaia di migliaia, se non qualche milione di euro di fatturato in più alle aziende. Questo è un caso di successo. Ecco, io dico un anno perché l'orizzonte temporale che un'azienda si deve dare per l'internazionalizzazione a me sembra proprio che sia come minimo l'anno. Da quando si parte a quando si cominciano a cogliere dei risultati significativi, penso che un po' di tempo deve passare, perché bisogna anche farsi conoscere, bisogna dare il tempo ai contatti, ai clienti di testarti, e poi può partire. Però è incoraggiante anche un esempio come quello che lei ha citato, come dire, non perdiamo la speranza anche come piccole aziende. La questione è sempre avere il prodotto o il servizio con la qualità che si attende il mercato, e con un prezzo che sia competitivo rispetto al mercato. La combinazione di questi tre fattori ti permette di differenziarti. Quindi o perché l'azienda ha un prodotto eccezionale, o perché si trova il modo in questo mix di differenziarsi dai concorrenti. Se ci sono questi elementi è sicuramente più facile
riuscire ad entrare, ma è più facile in Italia, tanto è più facile anche nei paesi esteri. Viceversa, se non c'è questo mix, non siamo differenti, facciamo fatica a... Però se ci pensa, tornando all'esempio del grossista della nostra provincia, nel momento in cui abbiamo una buona qualità del prodotto, italiano per la maggior parte, e quando si parla di food and beverage, quindi di alimentare comunque all'estero, il prodotto italiano ha comunque un plus di immagine, sì. no? Okay. Ha un prezzo che è assolutamente competitivo rispetto a prodotti offerti dai concorrenti, che provengono nella maggior parte dei casi dalla Spagna, perché il mercato il nostro concorrente principale è la Spagna. Sì, perché in Austria e Germania hanno un tema anche climatico, no? Sì. Per cui noi ci competiamo direttamente con la Spagna. Ma se il prodotto è migliore e il prezzo è competitivo, un austriaco o un tedesco non è stupido, perché non dovrebbe venire da un'azienda italiana, un'azienda veneta. Sì, sì. Il discorso dell'attrattività, indubbiamente. Dobbiamo differenziarci. Sì, sì, sì. Beh, questo è un aspetto fondamentale, crediamo. No, è interessante appunto anche per gli esempi che lei sta riportando, vedere come il mercato si muove, cioè la crisi non è ancora del tutto passata, però stiamo vivendo dei segnali abbastanza incoraggianti. Non sono un macroeconomista, quindi non posso, però la mia sensazione è che questa crisi è ormai sistemica, sì. Non ne veniamo fuori, è cambiato il mondo, ce ne dobbiamo fare una ragione. Certo. Dunque, ci sono stati dei settori che sono stati più colpiti rispetto ad altri e quindi le aziende che appartengono a questi settori sono più in difficoltà. Però non è tanto un tema di settore, no. È un problema di singola azienda. Se la singola azienda riesce a eccellere in termini di organizzazione, in termini di risorse che ha a disposizione, perché è anche una questione di come un'azienda è entrata nel periodo di crisi. Se è entrata debole, ne è uscita, probabilmente ne esce con le ossa rotte. Ma se ne entra forte, dopo un breve periodo dove la crisi è stata acuta, ne è uscita velocemente. No? Quindi è una questione non più di settore, è una questione di singola azienda e di creare delle eccellenze a livello di singole aziende. E chiaramente lo dimostrano i dati che vediamo tutti i giorni, le aziende che sono riuscite prima delle altre ad uscire dalla crisi o che ne escono meglio sono quelle che avevano già una presenza nei mercati esteri. Quelle che sono partite un po' dopo faticano un po' di più. Certo. Quindi benvengano questi finanziamenti, lo ripeto di nuovo, benvengano questi finanziamenti della Regione Veneto per favorire l'internazionalizzazione sia di chi è già partito, sì. Perché comunque il mondo è grande, e sia di chi deve partire. Senta, la scadenza del bando, della presentazione della domanda, meglio, è ravvicinata. Di che entità deve essere il progetto presentato? Allora, stanziamento della Regione sui 2 sportelli, 20 milioni di euro. Un progetto può valere fino a un massimo di 300.000 euro, ma un progetto di 300.000 euro presentato da un ente capofila può raccogliere dietro una quindicina, una ventina di aziende. Quindi sostanzialmente il contributo che arriva alla singola azienda è intorno tra i 15 e i 20.000 euro. Non parliamo di cifre enormi che possono risolvere tutti i problemi di internazionalizzazione di un'azienda, ma parliamo di un inizio. Poi, me lo faccia dire, c'è un tema sui contributi e i finanziamenti che le aziende devono capire, e cioè il singolo finanziamento e il singolo contributo, la singola azione può anche non andare bene, cioè la Regione può dire il progetto non mi piace, bocciato. Ma l'approccio rispetto ai contributi e ai finanziamenti deve essere quello di sparare un po' tutte le cartucce che si hanno, quindi monitorare tutti i vari enti che possono lanciare dei contributi, dei bandi, dei finanziamenti, lavorare sulla massa di questi contributi. Sicuramente se
il bando della Regione Veneto non va bene, magari il voucher sull'internazionalizzazione del MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico, va bene, se non va bene neanche quello probabilmente la Regione Veneto tirerà fuori qualcos'altro, quindi se io sparo tutte le cartucce ho più possibilità di, fare di centrare il bersaglio, tenendo presente che se invece sparo un'unica cartuccia le chance possono essere anche relativamente opportunità basse. ce ne sono. Esatto. Noi ringraziamo Alberto Canepari, cofondatore dello studio Gianesin Canepari e Partner, che ringraziamo appunto di essere stato con noi, di essere stato molto esauriente in un tema non sempre così semplice da esporre. Gli auguriamo buon lavoro e buon fine settimana. Grazie a voi e grazie ai telespettatori. Grazie al nostro primo ospite, noi ci fermiamo qualche istante, tra poco rimarremo in termini economici un po' meno, come dire, sorridenti, perché parleremo della crisi dei grandi gruppi creditizi del Veneto. Lo faremo con Francesco Celotto, che è il vicepresidente dell'Associazione Soci Banche Popolari del Veneto. A tra poco.